Parla tifoso dell'Azzurra. Ancora una volta siamo qui per portarti le ultime notizie sulla tua squadra preferita. E la notizia di oggi è che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato, che si terrà in estate. Uno dei bersagli del sodalizio campanense è il centrocampista offensivo Adama Traoré, il cui contratto con l'inglese Wolverhampton sta per scadere. Adama Traoré è un giocatore molto apprezzato dal club e, se possibile, De Laurentiis e Giuntoli lo porterebbero domani al Napoli. Il giocatore prenderebbe il posto di uno tra Lozano e Politano e sembra che il messicano abbia più possibilità di andarsene. Il 25enne spagnolo è noto per le sue abilità 1 contro 1. Abilità nel dribbling e velocità che darebbero un enorme impulso all'attacco del Napoli, che vanta già grandi nomi come Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Traoré è alla sua terza stagione con i Wolves, essendo stato uno dei momenti salienti della squadra la scorsa stagione, quando ha segnato 6 gol e fornito 12 assist in Premier League. I successi del Napoli iniziano molto tempo fa, nell'organizzazione di una società che spesso sa arrivare prima degli altri, e con il possibile acquisto di Traoré, il club partenopeo potrebbe essere più vicino a vincere lo scudetto e andare forte in Champions League. Ehi, tifosi del Napoli, cosa ne pensi della possibile firma di Adama Traoré? Sarebbe un buon rinforzo per l'attacco del club? Commenta qui sotto.